accelerate nell'entrata in pista, guardatevi, dovete entrare insieme. Andate bene su in alto e aspettate i segnali. Andiamo avanti in alto, avanti. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale e c'è la rottura di Saxa S, mentre numero 3 Saxa S si lancia in squalificato. avanti Special Numero Matto. 11 Valbondione Luis All'esterno squalificato. Tango, mentre più indietro Sipon J-Bay. 15-2 i primi 200 con al comando Special Matto che guida su Sipont J-Bay e in terza posizione Tango, mentre all'esterno cerca di avanzare c'è la terza ruota del numero 9 Scrocedaghi, che viene via con decisione, va su Demon Bar che si è portato all'esterno. Intanto 45-4 600 c'è andatura, insiste però in terza ruota Scrocedaghi, che dopo 800 metri di gara arriva a ridosso del leader Special Matto, lo copre interamente. 59-7 il passaggio agli 800. Demon Bar invece rimane un po' più indietro all'esterno, segue i due, il numero 1 Sipon J-Bay che precede Tango, gli altri più indietro. Intanto il chilometro in 1,15 secco con Special Matto in vantaggio, insiste però Scrocedaghi, alla corda rimane Sipon J-Bay, mentre all'esterno cerca la progressione ora in terza corsia il numero 13 Unica Kagemar, più indietro anche Vandalo Joe e Vitreo Jet, ma sono distanti dalla testa. Unica Kagemar invece insiste in terza ruota, supera Scrocedaghi e cerca di avvicinare Special Matto, che arriva a 600 dalla conclusione, ancora con vantaggio su Sipont J-Bay. Si lancia Vandalo Joe in terza corsia. Al comando però è sempre Special Matto a 500 dalla conclusione. Cavalli che stanno per completare la dritta delle scuderie, in vantaggio Special Matto nei confronti di Vandalo Joe che viene in terza ruota. Alla corda è sempre il numero 1 Sipont J-Bay, anche Unica Kagemar cerca di rimanere lì, attaccata al treno di corsa. Intanto Special Matto entra in vantaggio, ma Vandalo Joe insiste a centropista e nel finale prende vantaggio per concludere netto vincitore. La lotta per il secondo posto vede emergere ancora Special Matto, mentre per il terzo dovrebbe essere Sipon J-Bay. Andiamo a rivedere comunque l'arrivo. 1,15,4 preso dalla testa, ha fatto un vero numero Vandalo Joe, che è venuto a vincere nettamente con Rebecca Dami, quota di 3,70 al totalizzatore. Vandalo Joe, Rebecca Dami che esulta, Francesco Facci al training. Una bella vittoria per Rebecca Dami con Vandalo Joe, secondo posto per il numero 4, al terzo il numero 1, al quarto il numero 6, al quinto il numero 7. Questo l'ordine d'arrivo per i primi 5 posti. Ma la vittoria non sfugge a Vandalo Joe, che conferma la grande condizione. Viene a battere uno Special Matto comunque in grandissimo ordine, che Stefano Lago ha guidato con decisione fin dal via. Mentre al terzo posto chiude un altro outsider, Sipon J-Bay. Al quarto finisce Roger O.P. con una gran retta d'arrivo. Mentre al quinto andiamo a rivedere l'arrivo, intanto 14, 4, 1 e 6, mentre al quinto è il numero 7, come avevamo detto, Rambo di Cesato, che precede Tango. Questo naturalmente ancora in via ufficiosa. Aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale da parte della giuria.